In questo progetto STEM io e il mio gruppo di studenti abbiamo scelto di focalizzarci su una tematica molto attuale che è appunto il problema dell'inquinamento atmosferico da emissione di gas serra per colpa di combustibili fossili. Quindi abbiamo pensato insomma di costruire una diga che, sfruttando l'energia potenziale del bacino idrico contenuto nella diga, il dislivello che vedete qua davanti, potesse convertire questa energia in energia cinetica e, grazie alla presenza di una turbina che abbiamo applicato al quale è connessa una dinamo, generare quindi energia elettrica. Energia che servirà poi per alimentare questo apparato per l'elettrolisi dell'acqua, il quale scopo è quello di far avvenire una reazione non spontanea, cioè che richiede energia. Energia per fare cosa? Per separare le molecole di acqua, logicamente molto abbondanti e non inquinanti, nelle singole molecoline di idrogeno e ossigeno. L'idrogeno è il combustibile del futuro perché, a differenza di tutti i combustibili che usiamo al giorno d'oggi, come petrolio, metano e via dicendo, è l'unico dalla cui combustione non si origina anidride carbonica o comunque altri gas serra, quindi sicuramente risolverà un bel po' il problema dell'inquinamento atmosferico. L'unica problematica al giorno di oggi è che si produce principalmente idrogeno grigio, cioè appunto si ricava l'energia bruciando a sua volta combustibili fossili. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Appunto abbiamo pensato di fare un mini esperimento per produrre dell'idrogeno verde senza impatto ambientale. Adesso il progetto finirà a giugno, non è ancora pronto, però appunto questa diga riesce a contenere 140 litri d'acqua, da cui, applicando calcoli sui fluidi della fisica, come il principio di Stevino, l'equazione di Bernoulli, abbiamo calcolato la portata e quindi l'energia necessaria a far girare questa turbina e generare una corrente di 12 volt che appunto riuscirà a scindere l'acqua. Il risultato finale, qua abbiamo una batteria, ma il risultato finale sarà l'alimentazione di questo apparato, appunto in maniera naturale, la creazione di una grande quantità di idrogeno e di ossigeno. Questo verrà poi raccolto qua e lo vorremmo utilizzare come metodo di propulsione per la costruzione di un razzo, e questa sarà la seconda parte dell'esperimento. Quindi insomma un progetto che riesce a convogliare tematiche dalle varie discipline scientifiche, fisica, matematica e la chimica, per far capire agli studenti quanto è importante il loro tempo e l'energia che stanno riversando in questi anni scolastici, perché è l'unico modo per affrontare i problemi della vita di tutti i giorni.